Turismo culturale nei Colli Euganei, un parco letterario. Siamo abituati a pensare ai parchi naturalistici, ma un progetto importante portato avanti da Claudia Baldin ad Arqua Petrarca nel segno del grande poeta è stato sviluppato ed è stato presentato in una conferenza stampa oggi a Palazzo Santo Stefano qui a Padova. Andiamo a sentire dalle voci dei protagonisti di che cosa si tratta. Claudia Baldin, presidente del Parco Letterario dei Colli Euganei. Che cos'è un parco letterario e quali sono le attività che fate e qual è questo progetto? Grazie, allora il parco letterario è un luogo fisico, però è narrato da tantissimi scrittori, in questo caso, nel nostro caso è il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei. In realtà poi Francesco Petrarca ha attirato, era una specie di VIP dell'epoca, potremmo così nominarlo, tantissimi scrittori che sono passati nel territorio per visitare i luoghi del Petrarca, ma li hanno amati, li hanno ambientato quindi le loro opere all'interno di questi luoghi e questi luoghi sono arrivati oggi a noi. E il nostro compito come associazione culturale è ovviamente di valorizzarli, ricordando questo apporto della letteratura, ma allo stesso tempo organizzare eventi culturali, collaborare con il territorio, con gli operatori economici. Ci sono già per fortuna tantissime attività nel nostro territorio dei Colli Euganei che trovano in questa lettura, in questa narrazione nuova, anche una nuova vita per le loro attività. Penso al cicloturismo, penso ai cammini, alla Riviera Euganea, quindi alla navigazione nel canale Battaglia, tutto raccontato appunto anche con le parole e le emozioni degli scrittori. Per i nostri amici da casa, le informazioni dove si possono trovare? Allora il sito è www.parcopetrarca.com, aderiamo alla rete internazionale dei parchi letterari, quindi www.parchiletterari.com. Federico Canera, assessore regionale al turismo e all'agricoltura. Il parco letterario è un modo diverso di fruire delle bellezze del nostro territorio. Sì, un modo diverso, innovativo, interessante, intelligente, perché sfruttando anche il genio dei nostri scrittori, dei nostri poeti, delle opere che hanno scritto nel territorio, noi possiamo agganciare questo tipo di turismo che vuole vivere un'esperienza, vuole capire perché questi territori hanno ispirato i nostri scrittori, i nostri poeti, e credo sia la possibilità di diversificare le nostre aree, che magari sono in questo specifico caso più propense a un turismo legato alle terme, legato ai colli e quindi all'aspetto agricolo, all'enogastronomia, ma producendo invece quella che è arte, cultura, natura, e quindi puntare anche a un turismo di qualità, magari meno di massa, colto, alto spendente, che può dare un respiro importante a queste aree. Se noi mettiamo insieme tutti questi tasselli, noi possiamo avere un tipo di turista che poi ogni giorno cambia meta, cambia destinazione, trova tanti prodotti turistici differenti in un Veneto che è già caratterizzato per le molte destinazioni turistiche, e ciò che dobbiamo fare noi è inventarci sempre qualcosa di nuovo, di importante, di stimolante, per continuare ad attrarre turisti di qualità. Lei ha parlato di sostenibilità in agricoltura, ma anche sostenibilità nell'offerta turistica. Ma sì, ormai il tema della sostenibilità è a 360 gradi, lo vediamo nel comparto agricolo, ma lo vediamo anche nel comparto turistico. I flussi oggi sono notevoli, dopo il Covid siamo cresciuti molto e, come dicevo prima, il Veneto deve puntare più che ai numeri alla qualità del turista. Alla fin fine la spesa, il PIL, il prodotto è sempre quello, anzi rischia di essere addirittura maggiore, ma con un impatto a livello territoriale minore, perché avere anche tante persone, tanti arrivi significa avere anche tanti servizi che bisogna fare e che creano impatto sul territorio. Quindi noi dobbiamo puntare a questo, e il prodotto turistico del parco letterario va anche in questa direzione.